Allora, Enrico Carraro, presidente del gruppo Carraro, presidente di Confindustria Veneto, anche del premio Campiello. Prego, ci accomodiamo Mi siedo di qua. e diamo inizio, mettiamoci qua, a questa nuova edizione di Scienil Business Forum. Noi dobbiamo parlare di una cosa importante, cioè cos'è il significato di essere imprenditore. Chi è un imprenditore oggi? Chi è un imprenditore oggi? Una persona sola, abbiamo tante relazioni sociali, abbiamo tanti amici, è una persona che molte volte è da sola nel prendere decisioni difficili, decisioni complicate, e ne abbiamo prese tantissime negli ultimi anni, vorrei dire dal 2008, poi c'è stata la pandemia e siamo ancora oggi di fronte a momenti molto complicati. Abbiamo i nostri manager, abbiamo le nostre catene di comando, poi le decisioni molte volte ricadono sulle nostre spalle. L'imprenditore poi, io così sono un po' contro il mito del superuomo. L'imprenditore sono delle persone normali con i loro problemi, persone che sbagliano, persone che fanno delle cose giuste, persone fortunate, sfortunate, quindi siamo così delle persone Come tutte le altre, con come qualche tutte le responsabilità altre, in più con qualche talvolta. responsabilità in più nei confronti nostri e soprattutto nei confronti di tantissime persone, di tantissime famiglie. Ecco, questo è uno dei temi che noi tratteremo ed è proprio attiene alla responsabilità dell'imprenditore, al ruolo nuovo che ha assunto, no? Perché tradizionalmente l'imprenditore ha sempre pensato un po' ai territori, alle persone, eccetera, però prima era identificato con la persona che mandava avanti l'impresa, dava lavoro e aveva, diciamo, una redditività più o meno. Poi lo so, adesso dopo mi dice questo suo sì sì e no. E oggi però all'imprenditore si chiedono molte più cose, infatti oggi ne parleremo. Si chiede di essere responsabili nei confronti dell'intera società, di essere un interlocutore di tutta la società, di essere benefattore, di essere tante altre cose. Eh, lei diceva no, no, sì, no. No, Cioè era anche dicevo prima che cosa? Cosa pensava? che è sempre stato un poco così, almeno qui siamo in Veneto, siamo in un luogo dove nella media, poi ci sono come sempre nelle medie i più e i meno, ma dove l'imprenditore ha sempre cercato di aiutare i propri lavoratori, dove è sempre stato abbastanza vicino alle famiglie, prima che questo diventasse anche una moda nella responsabilità così come è stata adesso istituzionalizzata. Lo abbiamo visto anche nei momenti di Covid, come tante famiglie di imprenditori, di grandi imprenditori, si sono dati subito da fare per offrire assistenza al proprio territorio. L'Italia è grande, lunga e variegata, l'evidenza che ho, ma penso che possa essere anche perché questa è un'imprenditoria che nasce soprattutto nel dopoguerra. Molti imprenditori hanno vissuto anche al di là della barricata, non sono stati sempre imprenditori, quindi magari alcuni aspetti sono più vicini che in altre regioni. Senta, questo è un territorio che è molto noto chiaramente per la propria imprenditoria, no? Però lei mi diceva, quando ci siamo parlati un po' per questo incontro, che in fondo ai tavoli oggi siete un po', diciamo, un po' tutti della stessa generazione, seconde generazioni, ma diciamo mancano un po' i giovani. Sì, mancano i giovani, ne parlavamo appunto perché venivo da un tavolo di una banca, non so, qualche cosa, queste riunioni che si fanno con tutti gli imprenditori e sempre più mi capita di osservare che siamo figli di imprenditori di seconda, di terza generazione e che magari ci sono imprenditori con imprese nuove, però magari imprese fatte con le finanze che le venivano dalla famiglia, ma sicuramente con la loro capacità. Poi ci sono anche dei casi, e secondo me magari li vedremo anche in queste 2 giornate. Ma lo si dice, è un male un po' del nostro paese, quando si parla di ascensore sociale che si è fermato. Io e poi ricordavo come ne ho visitato proprio con mio papà ieri uno, come tanti
operai che lavoravano da papà, uscivano, hanno fondato delle imprese, alcune molto grandi, alcune di grandi successi. Ecco, questo negli ultimi anni si sta un po' fermando. Ma questo è perché molti giovani sono andati all'estero e quindi queste imprese le hanno fatte all'estero, o perché diciamo anche insomma, le generazioni più anziane frenano, non danno fiducia, perché c'è troppo benessere, non so, gliele butto tutte lì. Beh, allora, c'è un po' troppo benessere. C'è qualcuno che dice che questo qui si è un po' fermato negli anni 80 con l'aumento del debito del paese, quindi con un maggiore benessere, sempre un maggiore benessere, quindi meno volontà, meno ricerca di trovare nuovi percorsi. Anche questa potrebbe essere una cosa assolutamente da tenere conto. C'è il fatto di molti giovani che invece una volta si muoveva molto meno, adesso i giovani vanno a studiare fuori, vivono nuove esperienze, nuove città, ci sono dei posti, noi viviamo in una bellissima regione, ma ci sono anche dei posti che sono magari più attrattivi per le giovani generazioni, quindi è un po' cambiato il mondo, ecco. Senta, beh, ha citato suo papà, ma che differenza c'è tra lei e suo papà? Nelle Beh, caratteristiche? tantissima. Uno è stato il fondatore dell'impresa. Non so chi delle due, io sono diventato presidente, mi sembra, nel 2012. Seguo l'azienda in modo operativo in prima persona insieme anche a mio fratello dal 2012. Non so se aveva passato momenti più complicati lui, perché anche lui ha vissuto una crisi del petrolio, ma era quella del 74, 76, era stata quella. E c'è sempre la differenza che vedo, che noto, tra la figura dell'imprenditore fondatore e dell'imprenditore invece di seconda generazione, e con i pro e i contro, perché anche ci sono dei limiti molte volte nell'imprenditore di prima generazione, ovvero nella difficoltà magari di staccarsi da certi processi, che è magari più facile per chi non ha fondato l'azienda. E lei si riconosce di riuscire a lavorare meglio col management? Cioè sente di avere un rapporto Beh, più... questo lo dovrebbe domandare al management. Lo domanderemo anche al manager. Lo domandate a voi. Allora, io ho avuto la fortuna di avere avuto un'educazione proprio da parte di mio papà di guardare non l'azienda come una cosa terza, perché sembra una cosa di proprietà della famiglia, qui oggi stiamo parlando dei business di famiglia, ma come un'entità che vive in un luogo, che vive in una regione, che si deve confrontare con quelli che adesso chiamiamo stakeholders, e quindi anche con la giusta dose, con il giusto equilibrio tra le decisioni che devono sempre rimanere, secondo me, almeno per il nostro tipo di aziende, in capo della famiglia, invece di alcune che è giusto delegare ai manager, che poi in funzione anche delle dimensioni dell'azienda possono avere più o meno deleghe. Ecco, il periodo del Covid è un periodo che ha messo a dura prova gli imprenditori, perché mai prima si era vista in tutto il mondo una situazione di questo genere, no? Lei è stata una delle occasioni in cui si è sentito solo, e come ha cambiato qualcosa nel suo modo di fare imprenditore? Beh, ha cambiato tutti quanti, ha cambiato i lavoratori, ha cambiato gli imprenditori. Quel momento di solitudine forse è stato ancora più particolare. La mia azienda a Campodarsio abbiamo 700 persone nella sede di Campodarsio, quindi è stata sempre una sede piena di gente, è stata chiusa per il tempo del Covid, e mi trovavo lì da solo anche a dover prendere decisioni, anche ad aiutare come presidente degli industriali altre situazioni, e lì proprio lì si sentiva quello che avevo detto all'inizio, il discorso proprio della responsabilità, perché oggi ne parliamo, sorridiamo, è passato, ma dal punto di vista psicologico sono stati momenti molto difficili, perché dalle 4 del pomeriggio arrivare a casa alle 6 senza sapere quando l'azienda poteva riaprire,
e non era neanche chiaro come poi sarebbe riaperta, è stata una cosa che rimarrà sulla nostra pelle. Ha cambiato anche molto il mondo del lavoro, no? Oggi ne parleremo anche nel corso di questi 2 giorni, appunto molti si sono dimessi, alcuni si sono reinventati, altri adesso lavorano, diciamo, giusto quello che devono lavorare, ma non investono più tanto nell'azienda, almeno così, diciamo, dicono le statistiche, no? Perché si chiede all'azienda un nuovo modo di lavorare. Voi l'avete visto come questo fenomeno, come l'avete affrontato, come affrontate anche tutto il tema del lavoro flessibile? È un tema molto complicato. Io vengo da una formazione imprenditoriale basata molto sulla presenza, perché l'industria meccanica, tra l'altro, è basata molto sulla presenza. E quando parliamo anche di lavoro di smart working, non ci possiamo dimenticare e non possiamo fare due classi di lavoratori, una che potrà lavorare da casa e una invece che dovrà venire tutti i giorni in fabbrica, perché anche questo non è corretto secondo me. Ci sono delle dinamiche positive nel lavorare anche da casa. Anche noi imprenditori, secondo me, abbiamo, almeno io, ho imparato anche che certe cose che magari, quando, ripeto, a quella sera che ci si trova da soli, si capisce che poi oltre al lavoro c'è la famiglia, i bambini, gli alberi, i cani, tutte quante queste cose qui, quindi possono cambiare anche, può cambiare anche la scala valoriale, però ecco, tutti noi, anche adesso mi capita di fare delle certe cose bene, magari sono meglio anche da casa. Bisognerà trovare il giusto equilibrio, questa non deve diventare una moda, negli Stati Uniti è diventata anche una moda, negli Stati Uniti è difficile anche riportare a lavorare proprio in presenza delle persone. Non tutti possono lavorare da casa perché ci sono anche delle persone che hanno dei problemi proprio di trovare degli spazi, dei manager allora che facevano della macchina del garage perché avevano la cucina occupata dalla famiglia, quindi è una cosa che va, come posso dire, l'obiettivo è quello, si andrà sempre più verso di là, ma per farlo bene bisogna andare per piccoli passi. Senta, noi siamo diciamo, in un ambiente dove si parla di family business, ma sono dei giorni importanti per l'Italia, quindi non è che possiamo far finta di non essere, che non siano giorni così. Sono iniziate le consultazioni per il nuovo governo, peraltro il nord-est è l'area che più ha votato il centrodestra. Io volevo capire quali sono le richieste, lei ne ha già parlato anche nei giorni scorsi, le richieste fondamentali degli imprenditori. Ma la prima richiesta fondamentale di fare un esecutivo, io e noi abbiamo capito, è lecito e giusto che ci sia un percorso istituzionale per andare al governo, ci mancherebbe altro. In questi giorni ci sono state forse un po' troppe parole, finalmente oggi mi sembra siano iniziate le consultazioni del Presidente della Repubblica. Noi ci auguriamo veramente che si vada verso un esecutivo forte che da lunedì possa prendere in mano quelle perché il momento è particolarmente complicato, perché noi e io anche così mi ero un po' irritato quando c'è stata una chiusura anticipata del governo, non tanto per il rispetto istituzionale comunque che c'è per queste cose qua, ma perché era un momento molto particolare, molto difficile, con un governo che era comunque alla scadenza. Mi sarei aspettato così che in questi 2 mesi, perché lì si stava acutizzando il problema dell'energia, il problema dell'inflazione, il problema dei tassi, quindi il prossimo governo è difficile fare una lista. Ma prendere da subito in mano i problemi dell'impresa, che i problemi dell'impresa non sono i problemi degli imprenditori, ma sono i problemi dei lavoratori e dei nostri cittadini. Non voglio dire una banalità, ma merito della ripartenza del Covid sono stati gli imprenditori e soprattutto i tanti, quelli del mio territorio. Quindi guardare alle imprese finalmente come
la ricchezza per il nostro paese. Quindi l'impresa deve essere un interlocutore privilegiato, comunque centrale di questa ripresa. Speriamo di esserlo. Io poi i rapporti romani sono tenuti dal mio presidente confederale, che è Carlo Bonomi, che ha espresso comunque bene che abbiamo la lista e non delle nostre richieste, perché ripeto sono le richieste del paese. sono le richieste del paese, e speriamo che ci sia comunque la sensibilità in questo momento di fare di alcune cose i caposaldi dello sviluppo. Prima mettere in sicurezza quello che abbiamo, perché avremo davanti comunque delle settimane che saranno sicuramente molto complicate. Senta, l'Economist ha messo in copertina la Premier, modello vecchia Italia, no? Come una dea con in mano una specie di forchetta con gli spaghetti, no? E possiamo dire che siamo un po' stanchi di questa rappresentazione dell'Italia che non corrisponde a quello che siamo, oggi perché ho letto rapidamente, Fubini ha fatto un intervento sul Corriere Carino, domandando il perché all'Economist, e il perché va domandato all'Economist, perché secondo me non è il pensiero dei cittadini del Regno Unito, dei cittadini di Londra. C'è un grandissimo rispetto per la nostra industria. Io ho fatto un contratto con un'azienda inglese, un contratto molto importante con un gruppo molto grande, che sono venuti da noi per comprare la nostra tecnologia proprio qui in Italia. Viene apprezzato moltissimo la nostra tecnologia, il nostro know-how, un po' l'invidia per gli spaghetti che continua. È un po' una banalità. Ci ricordiamo sul Der Spiegel, certo. gli spaghetti con la pistola, lì era ancora peggio. Quindi secondo me è un po' troppo una semplificazione giornalistica che non risponde almeno a quello che è la conoscenza del paese e del rispetto che hanno gli operatori economici nei confronti dell'Italia. Ecco. Non è che le imprese magari non si riescono, cioè gli italiani forse non riescono a farsi, abbiamo poco tempo, ma insomma comunque anche a spiegare quello che sono. Sì, un poco, questo qui poco lo fanno gli italiani, lo fanno mediamente bene le imprese, anche noi nel nostro territorio dobbiamo fare qualche cosa, perché magari il Veneto è conosciuto per le piccole imprese familiari, invece ci sono grandi gruppi Ce ne avete familiari, grandissime, abbiamo grandi visto. gruppi non familiari nella tecnologia, in tutti i settori. Dovremmo fare di più. Quello che mi dà serena, se posso dire, perché poi quando ci troviamo one to one a trattare di queste cose qui, abbiamo nella controparte, che siano inglesi, tedeschi, francesi, ovvero indiani, ovvero cinesi, un grandissimo rispetto. Infatti dopo vedremo con il professor Corbetta, che ci seguirà proprio i dati che riguardano il Veneto rispetto alle altre regioni italiane. Quindi adesso io approfitto di questo ultimo minuto per fare una cosa che non facciamo mai, ma il dottor Carraro mi ha detto: ma non possiamo mica entrare senza salutare e dire dove siamo. Ho detto: ma lei è sicura? Siamo maleducati. E allora niente, salutiamo tutte le persone che sono qua con noi. Siccome vedevo amici, colleghi, conoscenti, sì, mi ha proprio rimproverato, mentre noi usiamo a volte dei format giornalistici, ma è sicura di quello che vuole fare? E quindi niente, siamo a Family Business Forum. Ringrazio. Io ringrazio, No. e ringrazio anche lei per l'invito, perché è sempre un evento molto importante. Bene, allora grazie a tutti. Adesso do la parola a Guido Corbetta che ci racconterà. Io non vedo niente. Prego, di qua. Ok, fantastico.